Ispettore comando. Ah, dice che non se ne dovevano mettere quadri, ispettore. Che cosa? Quadri delle proprie persone. Perché? Lei l'ha detto, quando io ho messo il mio, lei ha detto... Ma l'ufficio chi lo comanda? Lei. Lo comando io. Lei, E allora ci va il mio quadro. Questo quadro domani se ne deve andare. Si mette a Mi sedere. raccomando, domani vattene, Si mette a sedere, si mette a sedere. Allora, si mette al suo posto, si mette al suo posto. Allora, Longo, mi ascolta. Ma poi Longo. Ma come fa a chiamarsi lei Longo? Ma non si vergogna. E lei che si chiama Locurto. Vabbè, si mette a sedere, si mette a sedere. Si mette a sedere. Allora, Longo, da quella parte, questo è il mio posto, si mette da quella parte. Allora, mi ascolti, Longo. Siccome Ma questo... una scrivania più meglio non la possiamo... Sto provvedendo perché questo ufficio, a proposito, questo ufficio non va bene. Noi abbiamo bisogno di spazi, abbiamo bisogno di mettere cose nuove, di aprire nuovi locali. Allora, qua accanto mi sono accorto che c'è una stanza chiusa, io l'ho aperta, ci ho trovato là dentro 6 armadi. Sì. Ho aperto gli armadi, ci sono tutti fascicoli e pratiche e multe che partono dal 1950 Esatto. e arrivano fino al 1995. Io ho detto io. Ecco, mi dico una cosa, che cosa ce ne facciamo noi di tutte queste cose antiche, vecchie io devo dire, e desuete? Che ce ne facciamo? Ma soprattutto quelle desuete io non supporto. Queste cose antiche che ce ne facciamo? Lei mi fa una cortesia, lei domani mattina arriva qua, si prende all'Ocascio, si prende a qualcuno, pulisce tutte cose, leva queste scartoffie, le porta giù in giardino, le brucia tutte cose. E liberiamo. Va bene? E facciamo spazio. Bravo. Va bene. Allora, dunque, Io domani mattina la prima cosa che faccio... che fa? chiamo a questo che non so chi è. L'Ocascio, senti. Ma quelli sono in un altro ufficio, qua siamo solo noi due. Basta. Vabbè, allora lei prende tutte le pratiche, le porta in giardino e le brucia. Oh, e ci vuole stare a capire. Metti che per sfortuna, che sa quando la sfortuna certe volte, il sindaco ci telefona e ci dice pronto, mi servisse una pratica risalente al 1963, che ci diciamo che l'abbiamo bruciate. Giusto. Secondo me sa che conviene fare. Che conviene fare? Prima facciamo le fotocopie e poi la bruciamo. Va bene. Si mette a sedere, si mette a sedere, si mette a sedere, si mette a sedere, si mette a sedere. Ci dà dei suggerimenti quelli giusti. Dove l'ho messo? Dove l'ho messo il... Io cerco. Allora, si mette a sedere. Sì. Scriva questa lettera. Ho preso degli appunti. Ma il computer, quando ce lo danno? Si mette a questo se stia qua a sedere. Noi scriviamo la lettera e ce la devo Non dettare abbiamo bisogno del computer, noi non abbiamo bisogno del computer. Ce la devo dettare a un altro però. Qua, questa è quella giusta. Allora, dunque, questa è una lettera che stiamo mandando... Aspetti che mi metto gli occhiali perché... Questa è una lettera che stiamo mandando alle alte sfere, Io ho preso degli appunti. Che palle! Lei adesso me la scrive, poi me la passa in dattilografia, là fanno le lettere. La devo dettare. Scriva. Ma che Al è? signor sindaco, al signor sindaco, EPC, all'assessore al traffico, EPC, Salute. al vice sindaco, EPC, Salute. al comandante dei vigili urbani, EPC. Chi sta il raffreddore però? Questo è il raffreddore. Perché uno, due, starnuto, può essere, sa che c'è il Piolazzo, ci sono gli arcadi della porta. Che cos'è EPC? Che cos'è EPC? Uno stranuto, ma non mi grida così però. EPC vuol dire è per conoscenza. È abbreviato, è per conoscenza. Io sto scrivendo al sindaco, ma per conoscenza all'assessore al traffico, al comandante dei vigili urbani, Ed è detto che si conoscono tutti. È detto che si conoscono tutti. Scriva. VFC. Scriva. E per ultimo. VFC. EPC. VFC. Al capo del gabinetto. VFC. Al capo del gabinetto del sindaco. VFC. Oh. Ma fanculo. Oggetto. Oggetto. Questo. Oggetto. Oggetto lo deve scrivere, non lo deve toccare. Non me lo tocchi, non lo voglio toccato. Allora, oggetto. Richiesta autorizzazione ampliamento ufficio modulistica. La devo scrivere più grande come dice. Ampliamente. Scriva diretto, condotto, organizzato e coordinato dall'ispettore Locurto, che sono io che lo scrive. No, ovviamente lo sto scrivendo io. Che lo scrive. Io sono lo scrivente, scriva che la scrive. Scriva! No, lei è il dettante in questo momento. Scriva, lo scrivente sono io. Scriva che il tempo passa. Scriva. Allora, dunque, come la SV ben sa... Di che cilindrata? Che cosa? La SV.
Che cos'è SV? Station Wagon. SV. SV è la signoria vostra. Come la signoria vostra ben sa, lasci stare, SV leviamo. Come ella. Il sindaco. Il sindaco, come ella. Il sindaco dell'altro lato ella! Vabbè, ma sindachessa! Cose di pazzi! Cioè... Come lei! Ella è lei! Perché non me l'ha detto? Scriva. C'è un sindaco! Scriva! Come lei ben sa. Lei ben sa. E chi ci legge in copia è a conoscenza dei fatti. Ah, lo sanno tutti! Sì, lo sanno tutti. Io non lo sapevo. L'ufficio che mi ha bisogna, l'ufficio che mi ha diretto, che mi ha dato da dirigere, ha bisogno di spazi. Di spazi. Con la presente, io la informo che a tutt'oggi non ho ricevuto quanto da me richiesto nel 14 US. E Dorichezzi. Tu, nella mia vita solo tu, Che c'entra Dorichezzi? Se l'ha detto US, si è detto sempre, ecco voi US e Dorichezzi. US, che cos'è US? Nel 14 US, 14 ultimo scorso. Oh. Was. Egregio signor sindaco. Was. Egregio signor sindaco. Was. Egregio signor sindaco. Egregio. Ci tengo a precisare tengo. che grazie al RUM, reparto ufficio modulistica, tutto il corpo ha ripreso a funzionare perfettamente bene. Tant'è vero che il comandante di ciò ne ha conoscenza, di tutti con RUM. dato che lui per primo ne trae beneficio. Il comandante. Sì. Bravo. Caro signor sindaco, scusi la confidenza, Ma non si preoccupa, tanto si tengo sta... a dirle che la realtà che lei mi ha affidato è per me come una consegna di qualcosa a cui so che lei tiene moltissimo, che io personalmente abbraccerò forte a me, spogliandomi, se fosse necessario, della divisa che io indosso, mostrandomi in tutto quello che può e potrebbe o potrà ostacolare il compito affidato. Io non l'ho capita questa cosa, che lei si spoglia, non l'ho capito, che vuoi dire? Il sindaco mi ha affidato. Che cos'è questo? L'ufficio. Oh, per noi è l'ufficio. Per il sindaco è come se fosse la moglie. Cioè è come se mi ha affidato sua moglie. Allora io mi devo spogliare, devo essere pronto, ha capito? Devo essere pronto a saper afferrare. Ho capito. Oh. E già lo sanno questo. Lo sanno, certo lo sanno. Oh. Mi ritenga sempre a sua completa esposizione, anche disposta ad afferrare il toro per le corna, come lei ben sa e come tutti sappiamo. L'unico che non sapevo Non aggiungo altro. E che deve aggiungere? Confido nel suo interessamento, distinte salute, eccetera, 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 eccetera. Sempre suo. Sempre suo, ispettore. Mi faccia una cortesia. Chiami il Ragusa, poi deve chiamare Ragusa o Napoli, e se non ci fosse chiama Messina e prepara tutte cose. Va bene? Io sto venendo. Cioè, chi ci siamo chiamano pure Milano, no? Chi è Milano? E chi è? Ragusa? Ragusa, Domenico Ragusa. Ah, il collega! Esatto, mi chiami Ragusa, no? Ha capito? Io sto andando al bar e ritorno. Al bar, giusto, io non ci posso andare, lei sì, però, giusto? Io al bar ci vado per andare in bagno. Perché qui non c'è il bagno. Il bagno di qua è sporco, questo lo lascio a lei, io me ne vado al bar a fare la pipì, chiaro? E poi non devo dare conto e ragione a lei. Faccia il suo lavoro. Oh, sto venendo. Ora io non abbiamo anche il computer. Allora, pronto? Ragusa, ascoltami, ti devo dettare questa lettera. Ma non fare finta che sia un sindaco col suo babbio che imiti il sindaco. Senti che ci sono così rompere. Ascoltami. Allora, questa è una richiesta di ampliamento dell'ufficio. E ti faccio una comunicazione. Il sindaco è là. Il sindaco è là. E che in pratica è un poco che se ci piace i dischi di West e Dorichezzi, e si sente. Poi è successo che praticamente l'ispettore Locurto se la fa con la moglie del sindaco.
Ti giuro, lui lo sa, era un cornuto. E l'ispettore dice, sindaco, io ti prendo per la corna, tanto a te ti piacciono i mascoli e a tua moglie me la cocco io, capisci? Non si capisce più niente. Comunque non ti meravigliare perché lo sanno tutti, va bene? Ciao, scrivici così, tanto lo sapi che è cornuto, vai. Ciao, 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 ciao. Allora, tutto a posto, tutto fatto? Ha dettato tutto? Sì, Perfetto, sì. allora aspettiamo. Ora faccio una cosa lei. Veda che. Pronto? Ragusa! E finisce con questa imitazione del sindaco, avevo 15 anni che fa questa imitazione. Ma per come gli Te lo scherza? passo, di. Ma dico, ma la vogliamo finire di scherzare? Amore. Signor sindaco, sì. Io ho detto che lei è cornuto, no. Ma lo sanno tutti. No, aspetti, signor sindaco. No, lei non è mai stato gay. No, io. No, voi siete righezzi, ma. L'ispettore si fa a sua moglie, sono sindaco. No, io sua Ma moglie. tanto lei si fa un fratino ispettore. Io sua moglie non la. Domani mattina non vengo in ufficio, vado a dirigere il traffico. Certo. Grazie, signor sindaco. Grazie. Era Ragusa. Era il signor sindaco. Mi dai il blocchetto delle multe, per cortesia? Era il signor sindaco al telefono. Grazie. Patente e libretto, per favore. L'ho dimenticato. Bene. Sono 250 euro di multa. Quanto c'ha di contante? 10 euro. 10 euro. Mi deve dare 240 euro. Scrive. Concilia? Concilia? Ma che concilia? No, allora facciamo una Chi cosa. signor Papa che faccio concilia? Sì, allora facciamo una cosa. Visto che lei non concilia,